ha chiesto lo stato di insolvenza per Veneto Banca, ora la decisione spetta al Tribunale, ma intanto l'ex presidente del Tribunale Giovanni Schiavon ribatte la banca era solvibile. Disagio a Venezia, ha rotto una conduttura a parte della città storica, resta senza acqua potabile, il tubo probabilmente tranciato dall'elica di una barca sommozzatori al lavoro. 43enne sordomuta picchiata e rapinata nel sottopasso ferroviario della stazione di Mestre tra l'indifferenza dei passanti ma i cittadini. Nessuno ha fatto nulla ma per paura. Michele Fusaro, il killer di Viole Tassitani, scrive al Gazzettino una lettera riferendosi all'ipotesi di permessi premio. Neanche morto esco da qui, lasciatemi in carcere. DNA in punti che mai prima della rapina potevano essere toccati e poi le intercettazioni, ecco le prove che hanno incastrato l'assassino di Liliana Armellini a Este. Continuano a Volta Barozzo le polemiche sul tracciato della nuova linea del tram. Oggi nel quartiere si è recato anche il sindaco di Padova Giordani. Tra i residenti c'è chi è pronto a dar battaglia. Crack Vicenza, la Lega Calcio annulla la partita di Coppa Italia, vince la Curva Sud, dura la reazione della società che minaccia, saranno individuati i responsabili. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli, l'apertura è per la situazione delle banche venete con l'incontro di questa mattina tra tutte le associazioni coinvolte nei dissesti di Veneto Banca e Popolare Vicenza. A chiamarle a raccolta l'ex presidente del Tribunale Giovanni Schiavon, che non crede alla ipotesi d'accusa della procura, ovvero quella di fallimento. Sentiamo. No, assolutamente no, assolutamente no. No, dirò di più, che proprio non esisteva lo stato di insolvenza, cioè la banca era in bonis, è stata fatta affossare. Non crede alla tesi della Procura di Treviso, l'ex presidente del Tribunale ed azionista di Veneto Banca Giovanni Schiavon. Una tesi avanzata nei giorni scorsi dal titolare delle indagini, il pubblico ministero Massimo De Bortoli, su un'ipotesi di truffa e falso in bilancio che l'eventuale bancarotta fraudolenta derivante dallo stato di insolvenza avallerebbe ulteriormente. Tutto ruota sulle date di un rimborso titoli e l'avvio della liquidazione della banca, con il primo non effettuato il 21 giugno scorso e la seconda attivata a copertura però 4 giorni dopo. Un lasco di tempo che permetterebbe di innescare la procedura fallimentare, aprendo scenari nuovi per il rimborso degli azionisti, in questo caso palesemente truffati. Un'ipotesi sul filo del rasoio, secondo l'ex magistrato Schiavon, oggi impegnato a salvare il salvabile, ma soprattutto a proteggere chi nel disastro rischia di perdere casa e impresa nel vortice delle famose operazioni baciate. Per questo oggi a Cornuda ha chiamato a raccolta tutte le associazioni coinvolte nell'affare Banche Venete. Vogliamo semplicemente utilizzare le varie voci delle associazioni per poter far sentire la protesta alle prossime elezioni nella direzione corretta. Vedremo di chi è la colpa di quello che è successo. Fare leva sulla politica per allargare quella strada aperta con il fondo risarcimento azionisti approvato a fine legislatura, una prospettiva che molti sosterranno, anche se convinti che saranno pochi i risultati concreti. Una truffa di Stato questa, quindi è tutto organizzato a puntino, non ho molta fiducia nel recupero dei soldi. Se però questi non si muovono, fanno o richiedono mercanti, come si dice in Veneto, sicuramente non riusciremo a fare niente. Ci spostiamo ora a Venezia, danno in laguna con la rottura di un tubo dell'acquedotto che ha lasciato migliaia di famiglie praticamente senza acqua corrente. Il servizio. Un geyser artificiale in laguna spuntato improvvisamente. Questa è la scena apparsa agli occhi di turisti e residenti. Si tratta in realtà di una perdita d'acqua al di sotto della laguna dovuta ad uno squarcio a una conduttura dell'acquedotto di 40 anni fa, letteralmente tranciata dall'elica di una grossa imbarcazione. Il fatto ieri sera intorno alle 20. L'urto ha provocato uno squarcio di circa 50 centimetri e la fuoriuscita di circa 200 litri di acqua al secondo. I nostri uomini, gli uomini di Venezia sono intervenuti subito, ma ovviamente trattandosi di una condotta sublagunare c'era bisogno dei sub che sono potuti intervenire solo questa mattina con il chiaro. Una rottura in tutti i sensi per la quale migliaia di famiglie di veneziani ora sono rimaste praticamente quasi senza acqua corrente. I disagi a Castello, San Marco e Canareggio, cioè in tutta la zona nord di Venezia. La situazione è più grave
di quanto si immaginava. Lo squarcio è grande e quindi stanno lavorando adesso e probabilmente lavoreranno anche tutto quanto domani per rattoppare la condotta. Una volta terminati i lavori di saldatura subacquea si procederà con la conta dei danni e a chi imputarli. Da quando l'intervento è finito cominceremo a ragionare e vediamo. Tragedia sul Pasubio, al confine tra il versante vicentino e quello trentino, sulla strada delle Gallerie. Un escursionista di cui non si conosce ancora l'identità è stato visto scivolare nel pomeriggio da un sentiero a quota 1800 e precipitare per 400 metri. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori dell'Elisoccorso di Trento. Sul posto i carabinieri di Valli del Pasubio che stanno compiendo i rilievi per capire la dinamica dell'accaduto. Ed un altro incidente in montagna si è verificato invece nel Bellunese. Un escursionista 61enne di Belluno è precipitato per una trentina di metri in un sentiero soccorso dai sanitari del SUEM di Pieve di Cadore. L'uomo presentava vari traumi e segni di ipotermia. È stato trasportato all'ospedale di Belluno dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Con lui all'arrivo dei soccorsi c'era un cagnolino, un volpino beige, che però è scappato. E continuiamo con la cronaca. All'indomani della brutale aggressione ad una sordomuta nel sottopasso ferroviario, Marghera si interroga sul perché nessuno sia intervenuto in suo soccorso. Siamo paralizzati dal terrore, si giustificano i cittadini. L'indifferenza è la ferita più grande, più lacerante delle botte della violenza subita nella barbara aggressione. Così la 43enne sordomuta di Mestre è ancora in stato di forte shock dopo aver subito in pieno giorno la feroce rapina dai 3 richiedenti asilo nigeriani che prima l'hanno accerchiata e poi picchiata proprio mentre lungo il sottopasso ferroviario passavano delle persone che non l'hanno aiutata. Io di là non passo, non cerco esperienze, capisco che quando c'è stata questa aggressione non si siano fermati in molti perché la gente di questa zona ha paura, Trovo che la società si stia chiudendo ed involvendo, questo è gravissimo, sinceramente gravissimo. E siamo proprio ai piedi del sottopasso dove è avvenuta la violentissima rapina e dove si concentrano degrado, prostituzione e spaccio, ed è qui che la gente chiede ci sia un presidio fisso di polizia. Una sorveglianza fissa comunque sarebbe già un deterrente. Questa ragazza, costretta a prendere il sottopasso per via del lavoro, racconta di essere costantemente fermata dagli spacciatori per venderle droga. È una brutta zona in realtà, io abito qua con il mio fidanzato e penso di cambiarne perché uno non puoi uscire da sola. Cioè per gente trovi sempre o quello che ti chiama o che ti vuole vendere cose, insomma non... A 10 anni dal sequestro e dall'omicidio di Iole Tassitani, Michele Fusaro rompe il silenzio. In una lettera scrive: lasciatemi in carcere. Una lettera vergata a mano, inchiostro blu, stampatello maiuscolo, per dire neanche morto esco di qui, per dire sono facile da circuire, per ribadire non sono capace di vivere con un bagaglio nella coscienza. Michele Fusaro scrive ad un ex compagno di carcere perché la lettera arrivi ad un quotidiano e così nelle case della gente. Il falegname di Bassano rompe il silenzio, si dichiara pentito. Io a questo pentimento credo molto poco, perché il pentimento io penso che umanamente avviene o subito dopo il reato o nell'immediatezza o durante il processo. Dopo 10 anni pentirsi ora non è che è un po' tardi, è un po' irrealizzabile. Forse la ricerca di una riabilitazione sociale a 10 anni dal sequestro con delitto che scosse il nord-est e a 5 anni da una sua possibile uscita dal carcere. Sicuramente il risultato è l'opposto. Ma Michele Fusaro si descrive caritatevole in carcere, pronto a dare una mano a tutti, a prestare cure e supporto. Lui che si fida della gente per poi scoprire di esserne usato. Una dichiarazione che sembra voler alludere, nemmeno tanto velatamente, a quei complici di cui la famiglia di Iole è sempre stata certa. E in fondo lui vuol sentirsi succube di quei complici dei quali non ha mai voluto, ha sempre negato l'esistenza. Un suo difensore mi disse un giorno: ma mannaggia, ma non vuol dire neanche a me i nomi dei complici, avrebbe uno sconto di pena, ma perché? Quindi
tutti davamo per scontato, ma non perché siamo intelligenti o bravi, perché era evidente che c'erano dei complici. Per la famiglia Tassitani, di certo, si apre una nuova ferita. Da quando Iole sparì era il 12 dicembre 2007 e il suo corpo, fatto a pezzi, fu ritrovato il 23 dicembre. Siamo al Padovano, DNA in punti della casa che mai prima della rapina potevano essere stati toccati, e poi le intercettazioni molteplici, le prove che hanno portato all'arresto di Michele Bonaldo, accusato dell'omicidio di Liliana Armellini. Lui era fidanzato con la sua badante. Michele Bonaldo, secondo i carabinieri, avrebbe progettato nel dettaglio l'assalto alla casa di Liliana Armellini e della sorella. Qualcosa però nel suo piano è andato storto, sfociando nel tragico epilogo. L'anziana, nonostante la dose massiccia di antidepressivo associato al farmaco per il cuore che abitualmente prendeva, potrebbe aver scoperto il rapinatore, che le si è rivoltato contro, picchiandola con violenza al volto e sul corpo, legandola ai piedi e poi soffocandola. L'anziana, essendo cardiopatica, non poteva assumere l'antidepressivo, che invece era stato prescritto a sua sorella. Le analisi evidenziate dall'autopsia parlano di livelli tossici presenti nel suo corpo. Nelle abitazioni i carabinieri non hanno trovato inoltre segni di effrazione. Bonaldo potrebbe essersi fatto aprire. Liliana lo conosceva, visto che lui aveva fatto qualche lavoretto in casa, oppure potrebbe essere entrato con un mazzo di chiavi mancanti e mai ritrovato. C'è inoltre una frase detta durante una telefonata ad un amico estraneo ai fatti: "Speriamo che il Boccia non mi tradisca", riferita al nipote di 14 anni che la sera della rapina doveva mandare ad ore prestabilite dei messaggi alla fidanzata, badante di Liliana e della sorella inferma. Un tentativo di costruirsi un alibi che lo collocasse a Casale di Scodosia, a casa sua e ben lontano dal luogo del delitto. Un anno di indagini, intercettazioni, la prova del DNA trovato dal RIS di Parma nel cassetto chiuso a chiave, sfondato, dove sono stati rubati 1.000 euro, utilizzati forse per acquistare stupefacenti. Intanto l'avvocato difensore di Bonaldo farà ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione del 37enne. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Vicenza e della stazione di Camisano Vicentino sono intervenuti alle 4 di questa notte dopo essere stati chiamati da alcuni residenti allarmati da un forte boato proveniente dalla farmacia della piccola frazione di Lerino di Torri di Quartesolo. Giunti sul posto, i militari hanno appurato che dei malviventi avevano sfondato la vetrina della farmacia utilizzando un trattore rubato poco prima da un'azienda agricola di via Camisana nello stesso comune. Entrati nell'esercizio commerciale, i ladri hanno arfato il registratore di cassa con dentro appena 70 euro. Le indagini sono in corso anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona. Inchiesta televisiva sulla corruzione nel sistema sanitario nazionale. Zaia annuncia un esposto su presunti casi illeciti dopo l'anticipazione pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Corruzione negli ospedali con bustarelle passate al primario e le liste d'attesa che svaniscono in un attimo. L'inchiesta giornalistica di un programma di Rai 1 sul Servizio Sanitario Nazionale, anticipata oggi dal Corriere della Sera, ha fatto balzare sulla sedia il governatore del Veneto Luca Zaia. Già, perché tra i casi rilevati almeno 2 riguardano il Veneto. Nel primo, la paziente che telefona per un appuntamento in una struttura pubblica viene dirottata allo studio privato del medico, che peraltro poi farà lo sconto se si paga la visita senza ricevuta. Nel secondo, un primario di una non precisata ULSS veneta, nel colloquio con la paziente, che in realtà è una giornalista munita di telecamera nascosta, chiede 2.000 euro per poter effettuare subito un intervento chirurgico senza entrare nella lista d'attesa. Episodi gravissimi sui quali il presidente della regione Zaia chiede venga fatta immediatamente chiarezza dalla magistratura, annunciando la presentazione di un esposto denuncia sui fatti. È assolutamente inaccettabile che 1 o 2 mele marce vanifichino l'ottimo e faticoso impegno quotidiano di decine di migliaia di operatori che lavorano in silenzio con professionalità e competenza, scrive in una nota il presidente Zaia, consentendo al sistema sanitario veneto di essere ai primi posti in tutte le classifiche. Per questo, quando qualcuno sbaglia, deve essere identificato e punito, conclude il governatore. Continuano a volta a Barozzo le polemiche e le contrapposizioni sul tracciato della nuova linea del tram. Oggi nel quartiere si è recato anche il sindaco Giordani. Tra i residenti c'è chi è pronto a dare battaglia. Io sono capace anche di mettermi con mia madre che ha 97 anni, mettermi qui.
qui per protestare. Ivana vive in via Giardinetto, una piccola e tranquilla parallela di via Piovesi a Volta Barozzo. L'ipotesi che proprio qui possa passare la nuova linea del tram è vissuta come un evento che cambierebbe radicalmente la vita di chi abita lungo queste stradine strette e silenziose. Io combatto per la mia casa ma anche per tutto il quartiere, perché c'è un grosso disagio, le strade non permettono, le vie non permettono per far passaggio del tram. Penso sia veramente un tracciato molto pericoloso, perché passa a filo delle case e, come abbiamo già visto in precedenza, questo tram è successo che ha deragliato il rettilineo, quindi non oso immaginare se in caso dovesse deragliare vicino alle case cosa potrebbe succedere. Di fronte alla casa di Ivana, Paolo Mazzucato esprime altrettanta preoccupazione per il futuro della propria attività. Quando ho fatto qua saremo bottega, devo lavorare dove? Avevo un'attività che mi tocca salare, chiudiamo. Ma perché? Se passa il treno, chi c'è che passa? Chi c'è che va dentro qui? Camion? Avevamo camion e roba che avevamo da passare, dove c'è che devo dentro? Questa gente che cada viene fuori qua, dove c'è che viene fuori? Se copa? Che passa proprio davanti al cancello, come si fa? Via fuori un buteo, qualcuno. Proprio oggi il sindaco Giordani, accompagnato dall'assessore Bressa, ha visitato il quartiere per ascoltare commercianti e cittadini. Il vice sindaco Lorenzoni si recherà a Roma nei prossimi giorni per incontrare il ministro Del Rio. Il tram di Padova può contare già su 56 milioni di euro di finanziamento, ma sul tracciato, se non addirittura sull'utilità del tram, i pareri sono drammaticamente discordanti. Se aprono il cantiere qui davanti io lotto. In che modo? Ma con tutte le con proteste, con striscioni, con partecipazione anche del quartiere. Inaugurazione questa mattina a Treviso del restauro della chiesa di Sant'Eonisto da parte della Fondazione Benetton, occasione questa per incontrare il presidente Luciano Benetton. Bisogna essere all'altezza dei tempi, diciamo, se gli altri volano alto anche noi. E questo è il segnale che Luciano Benetton ha voluto lanciare oggi all'inaugurazione della restaurata chiesa di Sant'Eonisto. Lui, che ha 82 anni, ha deciso di riprendere le redini della sua azienda. Con questo intervento spera in un ulteriore rilancio della città sulla scia di Dino De Poli e Fondazione Cassamarca. È stato molto importante il suo ruolo per molti anni e difatti io l'ho sempre condiviso, ammirato, insomma, per questa volontà che corrisponde anche al mio senso di migliorare la qualità della vita nel posto, nella città dove si vive. E l'esempio di interventi a favore delle proprie comunità Benetton lo vorrebbe esteso anche ad altri imprenditori. Tutti dobbiamo essere coinvolti in questo, cioè di dare, perché non soltanto pochissimi hanno qualcosa da restituire, ma probabilmente ci saranno tanti che hanno avuto dei vantaggi nell'abitare in questa città. Investimenti non solo per le comunità ma anche nuove opportunità economiche, secondo Benetton, che cita ad esempio il futuro delle carceri napoleoniche di Piazza Duomo, il cui restauro terminerà a fine febbraio. Io spero che sia possibile l'apertura, anche un'apertura con poca esperienza, perché anche là praticamente stiamo facendo un mestiere nuovo. Cioè quello diventa un museo. E l'ultimo messaggio è riservato alla politica, prendendo ad esempio l'intervento che Benetton sta promuovendo per la viabilità di Ponzano a ridosso del quartier generale di Villa Minelli. Io fossi l'amministrazione di Ponzano approfitterei, cioè vorrei proprio perdere le elezioni, però fare un qualcosa che poi resta nella vita per centinaia d'anni. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, siamo al crack Vicenza, la Lega annulla la partita di Coppa Italia, vince la curva sud, dura la reazione della società che minaccia, saranno individuati i responsabili, vediamo. La partita è stata annullata. Era la
notizia attesa dai tifosi, che dalle 10:30 del mattino stazionavano davanti all'ingresso laterale dello Stadio Menti per bloccare l'uscita del pullman con la squadra Beretti, le giovanili, che doveva sostituire, secondo la volontà della società, la prima squadra in sciopero nella partita di Coppa Italia contro il Padova. La decisione è arrivata ufficialmente dalla Lega Calcio, a darla ai tifosi il mister Nicola Zanini. I ragazzi li mandiamo a casa, stiamo qua noi, stiamo qua anche noi e mangiamo la roba assieme. Stiamo insieme, però i ragazzi li mangiano, se volete anche i ragazzi, chi vuole stare. È più giusto rimanere qua in mezzo ai nostri tifosi, perché anche è giusto, è un bel gesto, anche i cori verso di noi che comunque hanno fatto sentire che ci sono vicini comunque. Mangerò questo panino insieme ai tifosi, è stato giusto che sia andata così e eccoci qua, non siamo partiti, siamo rimasti insieme ai tifosi. Ci dispiace ovviamente non andare a Padova, però era giusto fare così. E noi a Padova ci faceva piacere andare, però andare contro una curva non si può, ecco. Poi in questo momento critico della società va bene così. Mentre la curva sud gioisce per essere riuscita nella sua prova di forza, dalla società arriva un duro comunicato dove si attacca dapprima alle forze dell'ordine che avrebbero fatto sapere di non aver personale sufficiente a garantire l'uscita del pullman, e poi l'attacco è alla tifoseria. La società si dice rammaricata del comportamento non giustificato da parte dei tifosi. Chi avrebbe giocato, si legge, comunque tesserato. Tifoseria rea di un comportamento lesivo della libertà di pensiero degli stessi e chiude dichiarando di riservarsi di quantificare i danni e di individuare i responsabili. Immediata la replica del questore, che in mattinata si è recato di persona al Menti per valutare la situazione. Sotto il profilo dell'ordine pubblico non stiamo affrontando una criticità, anche grazie al senso di responsabilità che ho verificato. Situazione che è stata affrontata in maniera e con risorse adeguate rispetto alle circostanze. Ha poi ulteriormente specificato ai giocatori presenti non hanno formulato richiesta di uscire, al contrario era stato deciso di non effettuare la trasferta. Cambiamo argomento, un pezzo di storia di Venezia rivivrà per la prima volta durante il Carnevale 2018. Quest'anno a San Marco andiamo a promuovere invece un grande recupero, che è quello dell'arte della battaglia tra Nicolotti e Castellani. Venezia era divisa in due fazioni, Nicolotti e Castellani, che si distinguevano dalle barete, nere per i Nicolotti e rosse per i Castellani, e che si scontravano nel famosissimo Ponte dei Pugni. La storica di sfida rivivrà quest'anno in una rievocazione durante il Carnevale per iniziativa del consigliere delegato alle tradizioni Giovanni Giusto. Il teatro della battaglia non sarà però il vero Ponte dei Pugni, tuttora percorso da milioni di inconsapevoli turisti, ma una sua ricostruzione nell'arena appositamente predisposta in piazza San Marco. Sarà una lotta quasi per nulla finta, quindi anticipo che ci saranno sicuramente eccezionalmente delle occasioni apprezzabilissime attraverso dei personaggi che professionalmente lo fanno. Tra le altre prime assolute del Carnevale 2018, la regata competitiva delle donne sui gondolini, imbarcazione che la tradizione vuole esclusivamente maschile. Una mossa di rottura che ha fatto insorgere qualche storico campione del remo, indignato per il presunto sacrilegio. A Carnevale ogni scherzo vale, ribatte Giusto, e dissacrare fa parte del gioco. Lo scopo resta quello di promuovere la voga. Abbiamo stimolato l'interesse con la provocazione. Sono le donne che corrono sui gondolini privati, non del Comune di Venezia, proprio per esaltare e dare più enfasi a questa che sarà sicuramente una grande attrazione. La chiesa di Sant'Ionisto nel cuore di Treviso è tornata al suo antico splendore all'interno di Teleri, prima ospitati nel Museo Civico di Santa Caterina, un gioiello che grazie anche a un accordo pubblico-privato è stato riconsegnato alla città. Ha aperto le porte sotto gli occhi incuriositi dei trevigiani l'antica chiesa di Sant'Ionisto, restaurata e riconsegnata alla città. Al suo interno i meravigliosi teleri, opere fino ad oggi ospitate nel Museo Civico di Santa Caterina. Sono tornati qui in bella mostra e potranno essere ammirati da tutti. Un gioiello che torna ad essere un patrimonio attrattivo a livello culturale e turistico. Tutto questo è stato possibile grazie a un accordo pubblico-privato fra l'amministrazione comunale e la Fondazione Benetton. La convenzione consente
che queste opere vengano viste dalla città, non saranno segregate qui dentro. Nasi all'insù per ammirare i bellissimi teleri, ma manca un'opera che si trova ancora a Montecitorio a Roma, Le nozze di Cana, ma l'assessore si sbilancia. Vogliamo assolutamente andare a portare via queste opere e restituirle alla Chiesa e alla città. Un nuovo polo culturale cittadino dove troveranno collocazione una serie di eventi. Questo è un luogo che va interpretato piano piano. Noi un progetto per questo luogo ce l'abbiamo già e l'abbiamo sviluppato negli ultimi 2 anni ed è il progetto di musica antica che trova in questo luogo una collocazione perfetta. In futuro, spiega, potranno essere organizzati anche convegni e iniziative teatrali. Sono tutte operazioni che portano nella direzione di un centro vitale. Un centro che nel suo complesso è bello da visitare, con luoghi come questo che non hanno niente da invidiare a grandi gallerie di arte. E la prima è stato questo concerto di flauti e cembalo, un altro tassello importante per Treviso come città culturale e turistica. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Qualche nube in più sulle nostre regioni in questa domenica 14 gennaio. Tuttavia il tempo si manterrà asciutto, non sono previste precipitazioni degne di nota. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, specie su Veronese e Vicentino. Foschie e nubi basse possibili al mattino sul Bellunese, per lo più soleggiato sui restanti settori. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, valori minimi oscillanti tra 1 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Più spazi soleggiati al mattino con cielo poco parzialmente nuvoloso, col passare delle ore il cielo si copre un po' su tutti i settori, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, valori minimi tra 1 e 3 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà ampiamente soleggiato al mattino sui settori settentrionali, cielo più grigio sul resto della regione, con foschie, nebbie e nubi basse e anche con locali precipitazioni, localmente anche a carattere nevoso. Le temperature massime si attesteranno sui 3 gradi, valori minimi tra -5 e 1 grado. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nel Golfo di Trieste, i venti moderati da nord-est. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.